Tutti conoscono Carlo Nordio come commentatore dell'attualità e come grande giurista italiano, ma c'è una passione che pochi conoscono, che è quella della Seconda Guerra Mondiale, in particolare una sezione della sua libreria, della casa privata, dedicata alle spie della Seconda Guerra Mondiale. Come nasce questa passione? Diciamo che è una sezione molto ampia che è dedicata a tutta la Seconda Guerra Mondiale e in questa sezione vi è una parte dedicata esclusivamente allo Special Operation Executive, che era un'organizzazione britannica che inviava dietro le linee nemiche, behind enemy lines, come si dice, delle spie, per organizzare la resistenza all'interno dei paesi occupati. La passione dipende essenzialmente da una cosa che secondo me è la virtù maggiore per una persona, oltre ovviamente alla bontà, è il coraggio. E in queste circostanze si è dimostrato il coraggio soprattutto delle donne, perché una cinquantina di queste sono state paracadutate dietro le linee nemiche, molte sono state catturate dalla Gestapo e 12 di queste sono morte nei campi di concentramento per le torture e le esecuzioni. Hanno compiuto delle imprese straordinarie, molte di loro erano normalissime persone, addirittura madri di famiglia con bambini, hanno resistito alla tortura della Gestapo, hanno resistito ad anni di solitudine, di minacce con uno stress psicologico spaventoso e hanno contribuito in modo efficace a tenere i contatti tra la resistenza interna, soprattutto nella Francia, e la Gran Bretagna e quindi gli alleati che stavano progettando lo sbarco in Normandia. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere ancora una di queste donne che oggi ha 96 anni, felicemente viva, si chiama Paola Del Din, è di Udine, medaglia d'oro, a 20 anni è stata paracadutata da queste parti, un po' più in là, verso il Friuli, da un aereo britannico e si può immaginare che cosa stesse rischiando. Questa donna, che poi si è dedicata all'insegnamento, medaglia d'oro, ripeto, è uno degli esempi più straordinari di fantasia, di coraggio, di voglia di vivere e anche di ottimismo. L'ho sentita l'altro giorno e mi ha detto che nonostante il Covid continua ancora a fare progetti. Allora, purtroppo in Italia è praticamente inesistente, noi siamo molto provinciali in questo, siamo sempre fermi per quanto riguarda, ripeto, la resistenza, la nostra resistenza interna e molto spesso questi studi sono ancora oggi condizionati da ideologie dell'una o dell'altra parte con le inevitabili polemiche che ne seguono. La quasi totalità di questa biblioteca è composta di libri inglesi, francesi e americani, dove invece questa produzione continua ed ha anche una serie di lettori appassionati che appunto giustificano questa produzione che non cessa mai. Questo probabilmente dipende dal fatto che loro la guerra l'hanno vinta e noi invece l'abbiamo persa e quindi si tende a mettersi una pietra sopra. In conclusione le chiediamo tecnicamente che cosa faceva una spia della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto quali erano i rischi. Tecnicamente loro si dividevano in tre settori, erano gruppi di tre. Uno era generalmente una donna, faceva la radiotrasmittente e quindi girava con una valigia che conteneva radio e trasmettitore e dai posti più strani della Francia occupata e anche dell'Italia comunicava con Londra. Un altro teneva i rapporti con le bande partigiane limitrofe per organizzare le loro azioni e il terzo coordinava gli altri due in quanto era appunto il capo di questa sezione. Erano tutte compartimentate, nessuno conosceva le altre sezioni, in modo che se qualcuno fosse stato catturato non avrebbe potuto più di tanto provocare danni. Il rischio era appunto quello di essere catturati. Questo avrebbe significato sicuramente la tortura da parte della Gestapo al fine di farli parlare. Ognuno di loro aveva con sé una pillola, la famosa pillola L vuol dire lethal, letale, era una pillola di cianuro, qualcuno teneva cucito così, e molti uomini l'hanno usata. Potrei fare il nome di Benguin, Brossolette si è gettato giù dalla finestra, si sono suicidati. Delle donne non l'ha usato nessuna.
l'avevano tutti ma non l'ha usato nessuno. Molte sono state torturate, quasi tutte, molte sono morte nei campi di concentramento o per una esecuzione o per malattia, tifo o altro. Alcune, poche, sono riuscite a scappare o sono state liberate dagli alleati.